Amici di Bella Sicilia, il dolce è dedicato al labirinto di Arianna, preparato dalla signora Mimma. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi. Ci parli di questo dolce che oggi gustiamo qui ammirando la famosa opera della Fiumara d'Arte. Sì, questa è una pasta di mandorle chiamata da noi pasta reale, un dolce tipico della nostra zona, molto amato, apprezzato. Qui vediamo delle varie forme. Come potete vedere ci sono i limoni che richiamano proprio la nostra terra, poi c'è l'uva e tante varietà di fiori. Qui al centro invece vediamo il labirinto di Arianna che raffigura proprio il nostro monumento. Lo vediamo in lontananza, cerchiamo di zoomare un attimo, vediamo la porta d'ingresso. Amici di Bella Sicilia, siete mai stati a Castel di Lucio? Avete mai visitato il labirinto di Arianna? Lasciatelo scritto nei commenti. Mentre noi parliamo, potete pure gustare, vero? ed oggi si può anche gustare questo dolce, ma a proposito di quest'ultimo, come è stato preparato? Gli ingredienti? L'ingrediente viene preparato con le mandorle e lo zucchero, poi alla base sotto vediamo una frolla che è una base biscotto, viene realizzata con farina, uova, un po' di lievito, olio di semi e un po' di liquore per aromatizzare. Uno spettacolo. Vediamo che ci sono anche i chiodi di garofano. Ah sì, ci sono anche i chiodi di garofano che sono molto decorativi, ma servono anche a dare un po' di gusto in più. Mimma, questa è una tua passione che tu hai deciso di portare avanti e hai trasformato una passione in un'occasione di lavoro, perché oggi lavori proprio preparando dolci e anche poi la rosticceria locale siciliana. Sì, ho associato il lavoro con la passione. Una idea che ti ha permesso di poter continuare a vivere in questo borgo lavorando. Sì, lavorando. Quando hai fatto questa scelta? Questa scelta, la mia attività è nata quasi 5 anni fa. Proprio ho deciso di mettermi in gioco. È stato difficile, ma alla fine, diciamo, sei contenta della scelta? È stato molto difficile, però alla fine non mi sono pentita di nulla. Ma cosa esce fuori dal tuo laboratorio domestico, quindi un laboratorio realizzato direttamente a casa tua? Sì, direttamente a casa mia. Cosa esce fuori dalle tue mani? Cosa realizzi? Realizzo sia la parte del dolce che del salato. Realizzo anche la rosticceria palermitana, giusto per mantenere proprio i prodotti tipici della Sicilia. Qui siamo proprio in provincia di Messina, ma al confine con la provincia di Palermo e la provincia di Enna, quindi un luogo speciale in queste colline dove possiamo ancora gustare i sapori della tradizione e poi queste specialità che escono fuori dalle tue mani. Le hai realizzati oggi per questa occasione speciale perché tra pochi giorni qui si terrà un evento dal titolo I Cosi Duci. Cosa significa? Le cose dolci, giusto per poter degustare tutti i nostri prodotti tipici che la maggior parte vengono realizzati proprio appunto con le mandorle. Quindi ci saranno i tuoi prodotti, ci saranno i prodotti poi di altre attività, di altre donne di Castel di Lucio per permettere di mantenere viva la tradizione, perché questo era un dolce che si preparava una volta spesso per le occasioni importanti, è vero? Per il matrimonio, non c'era matrimonio senza questo dolce. Sì, infatti, non mancava mai, ma neanche oggi, perché appunto cerchiamo di tramandare sempre le tradizioni, di non perderle. Ed il 19 ottobre potranno tutti gustare queste specialità, Sì. qui a Castel di Lucio, Sì. già dal tardo pomeriggio. Già dalle 19. Facciamo vedere dove ci troviamo intanto. Ed ecco, facciamo una panoramica, giriamoci un attimo perché vediamo anche il borgo di Castel di Lucio alle sue spalle e i ruderi del castello. Quindi sarà un'occasione per visitare il labirinto d'Arianna che abbiamo visto proprio dall'altra parte e poi questo piccolo borgo, le tantissime specialità dolciarie, perché è vero, qui ci sono tanti cosi duci. Tantissimo. Oltre alla pasta reale troviamo cosa? I pasti secchi che sarebbero i ricciolini, sono sempre paste di mandorla, poi abbiamo i rami e i torroncini antichi, chiamati da noi scattiati.
Cosa ne pensate di questi momenti vissuti qui oggi a Castel di Lucio, aspettando il grande evento I Cosi Duci, il 19 ottobre? Lasciatelo scritto nei commenti. Ma fateci sapere anche da dove ci state guardando. Noi siamo qui in questo bellissimo territorio e qui Salutiamo i anche consiglieri comunali. i nostri amici che ci stanno accompagnando in questo viaggio. Buon pomeriggio, avvicinatevi. Venite, raccontateci un po' questo bellissimo borgo dove si può Salutiamo chi continuare. ci sta guardando dal Canada mentre continua il video in diretta. Prossimamente tutte le fasi della preparazione dei dolci che avete visto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, intanto i vostri nomi? Antonella, Rosalia. Vi aspettiamo sabato sera. Ci sarà poi, quindi a partire dalle 19 Sì, i sedi si apriranno alle 19, sì. e poi la serata proseguirà con lo spettacolo di cabaret. Sì, verso le 9. Con il bargerettiere Giuseppe Castiglia. Sì. E Vi allora, aspettiamo numerosi a Castel di Lucio Ci per sono- degustare le nostre splendide. E ci stanno seguendo dalla Germania, dall'Argentina, dal Canada, tanti collegati in diretta. noi a vedere facciamo queste i complimenti a Mimma immagini. 2 volte perché ha scommesso sul proprio paese, sul proprio borgo e ha creato qualcosa di veramente bello, perché ha creato questo laboratorio dal quale fuoriescono dei dolci che sembrano opere d'arte. Questi lo possiamo trovare in 2 versioni, questa è la versione cotta, ma si possono gustare quindi anche crudi. Sì. Anziché mettere la frolla sotto, è solo plastica, mandorle e zucchero. Allora, noi gustiamo adesso in questo luogo, gusteremo queste specialità, vediamo un po'. Io prendo il labirinto d'Arianna, lo prendo e lo vado a gustare proprio vicino, guardando il labirinto d'Arianna che si trova dall'altra parte del paese, che vi invitiamo a visitare magari proprio il giorno 19. Mimma, tu hai preparato questi dolci anche insieme agli amici di Onda TV e Bella Sicilia, quindi vedremo presto la preparazione con tutti gli ingredienti, Tutte le con fasi. anche con la decorazione, perché alcuni di questi vengono poi decorati a mano. Sì, dipinti con il pennello. Allora, sarai poi il giorno 19 pronti ad accogliere i visitatori che verranno qui a Castel di Lucio. Siamo in provincia di Messina, ma soprattutto resterai sempre qui a Castel di Lucio per deliziare i palati con dolci e tante altre specialità. E ci hai fatto una promessa: la prossima volta che ritorneremo prepareremo insieme anche un dolce natalizio. Certo, ti aspetterò. Grazie Mimma e grazie agli altri amici che ci hanno fatto Grazie compagnia e in al questo prossimo viaggio. video sulla pagina di Bella Sicilia. Guardate dove eravamo in questo momento, vi facciamo vedere in maniera approfondita un po' il tutto. Questo Castel di Lucio, borgo che abbiamo attenzionato oggi nell'attesa dell'evento I Cosi Duci, che si svolgerà sabato 19 ottobre a partire dalle ore 19, con tante specialità dolciarie, una più buona dell'altra, tutte da gustare e da assaporare, e vi immergerete in quello che è uno dei borghi che davvero regalano tante emozioni. Alcune di queste le abbiamo vissute oggi, tante le vivremo questo fine settimana. Appuntamento al sabato, al prossimo video sulla pagina di Bella Sicilia. Da Adriano e Daniele, alla prossima!